Radio Amore presenta Punto d'incontro, un programma di informazione politica, sociale, culturale. Conduce in studio Ubaldo Scarantino. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi per Punto di Incontro ospite in diretta Salvo Ruolo. Salvo, ci sei? Certo, eccomi qua. Ciao Ubaldo, buongiorno a tutti. Allora, solitamente io non faccio programmi musicali, però ti ho invitato oggi in trasmissione perché mi ha colpito molto il tuo ultimo lavoro discografico, che è Cangiari Patrone, un è libertà. Significa... sì. Se me lo traduci tu... No, mi fa piacere, è la prima volta in un'intervista, ovviamente perché è una battuta la mia, perché sei siciliano, sì. E viene detto il titolo in una maniera ottima, la pronuncia. Tu pensa uno di Bergamo quanta difficoltà ha a pronunciarlo, ed è successo, ed è veramente, come dire, piacevole anche da sentire. Ecco. Quindi, Cangiare Patrone, un è libertà. Di cosa stiamo parlando? Ecco, il titolo stesso già è una dichiarazione di intenti, sì, sul fatto di ritrovarci sempre spesso, molto spesso, bovinamente a ragionare sul fatto che cambiare qualcosa gattopardescamente significhi riacquistare la propria libertà, e così non è successo un sacco di volte, succede spesso, succede ancora, è successo in passato molte volte, e il disco esattamente parla di questa cosa qua. Riacquistare la propria libertà non significa diventare schiavi di qualcun altro. In questo caso, nel caso del disco, è rivolto, come tu sai avendolo ascoltato, sì, è rivolto a quel periodo storico che noi, ripeto per la seconda volta, bovinamente festeggiamo e denominiamo Risorgimento. sì. E Risorgimento invece non è, ecco, è riferito a quel nostro periodo storico. Tu sei siciliano, da Barcellona. Non vivi più in Sicilia da tempo, credo. Sì, esatto. Io mi sono trasferito a Padova perché mia moglie è padovana. Infatti quando parlo in italiano qualche amico siciliano mi prende in giro, mi fa: "Oh, ma hai perso la nostra inflessione", e questo purtroppo succede. Purtroppo, non so se purtroppo. Comunque vivo a Padova, sì. Vivo a Padova da una decina d'anni. Allora, tu già avevi fatto altri lavori, questo invece è un lavoro prodotto da Cesare Basile, in uscita con Contro Records, ed è stato definito un disco che in 7 canzoni, animate da un folk asciutto e terrigno, racconta il risorgimento dalla parte dei vinti, di coloro che non hanno scritto la storia, ma se la sono vista scrivere, dopo averla subita e capita ben poco. Sì, credo che risponde esattamente allo spirito con cui io ho scritto questi 7 pezzi, che sono tutti originali, ovviamente, perché qualche tuo collega in qualche intervista immaginava fosse un ritorno, come dire, alla scoperta di alcuni brani della tradizione. Invece sono tutti scritti in una lingua antica, che è il nostro siciliano, che è una lingua colta, molto, molto musicale, molto blues come attitudine. Sì. Tra l'altro ti sei andato a ricercare il Mortillaro e hai studiato sui testi del P3, da quello che ho letto, no? Esattamente, sì, perché uno dei più grandi linguisti siciliani, che si chiama appunto Giuseppe P3, palermitano, medico, filologo, sociologo, che è un po' l'omologo di quello che fece Alan Lomax con la musica. Lui lo fece con la nostra lingua, andò in giro in tutti i paesini della Sicilia a riscoprire questa nostra lingua, perché, per dirla un po' alla Ignazio Buttitta,
si muore anche quando muore la tua lingua, no? E quindi lui scoprì questa lingua, io sono andato a studiarla, a ristudiarla, a farla rinsavire dentro la mia memoria, a farla riemergere dalla mia memoria, ed è una lingua che non si parla più, fra l'altro molto molto bella, sì, devo dire. Tu ti ispiri anche, hai citato Buttitta, anche a Balistreri, qual è la lezione che ci hanno lasciato? La lezione che ci hanno lasciato è lo scrivo anche nel testo, sì. È quello di rialzarsi un attimo in piedi, rimettere alle nostre teste, al nostro sapere, alla nostra cultura, il nostro destino, che non è fatto di sottomissione, come hanno dimostrato le loro 2 vite, fatte di esempio e non solo di parole. Della grande Rosa Balistreri, insomma, chiunque legga la sua vita sa che è stata una continua sofferenza nel cercare la libertà da tutti. E Ignazio Buttitta, lo dico citando Pasolini, che fra l'altro sì. L'altro giorno era, ecco, Pasolini lo si cita spesso perché è veramente un intellettuale di quelli che mancano a questa Italia, direi anche al mondo. Di Buttitta dico solo che Pasolini lo definì il più grande poeta dialettale del mondo, quindi ecco, sono personaggi che con il loro esempio ci hanno indicato che è possibile non sottomettersi mai, insomma, ecco. Allora io andrei subito all'ascolto di uno dei tuoi brani, che è Malutempo. Cosa sarebbe Malutempo? Il Malutempo è quel tempo che è riferito, diciamo, sì. a quando i Savoia scesero al sud per annettersi così simbolicamente questa terra che aveva delle possibilità, invece adesso secondo me non ce le ha più, ed è riferito appunto a quel periodo in cui i Savoia, o comunque i savoiardi, scesero per distruggere il nostro territorio e comunque insomma, distruggere anche nel cuore chiunque avesse un minimo di rivolta, chi voleva rivoltarsi. In questo caso è riferito al brigantaggio, al momento in cui vengono per uccidere Ninco Nanco, Carmine Crocco e tutti i briganti, o sì. diciamo fuori legge, ecco, outlaw, che io collego in qualche modo anche ai fuorilegge americani. Chi non si adeguava al nuovo potere veniva ucciso, in questo caso al fenomeno del brigantaggio o di una vera guerra civile, perché Garibaldi il brigantaggio ebbe quasi 10.000 morti, qualche fonte sostiene 10.000 morti, ma fu una vera e propria guerra civile. Sì. Quindi Malutempo è dedicata a tutti, insomma, ai vinti di questo risorgimento. Ricordiamoci anche il lager di Fenestrelle, che il primo lager istituito in Europa, dove a quanto pare i briganti venivano sciolti nella calceviva, quindi bravissimo. Comunque, hai fatto bene a ricordarlo, perché è esattamente un lager questo. Sì. Allora andiamo ad ascoltare il tuo pezzo, quindi Salvo il Ruolo, Malutempo. Chiama un ubriacante, traditori e mala gente, ubi monti si scirnio, ninco, che come un Cristo scauso non può fare niente. Ci levare forza e speranza, sti quattro malandrini
du Savoia, scannaro picceri din te panze di somaggi, fottendo cose casi e pure femmine chiesa. E brisciuiano e brisce con consiglio, lampe, fumo e fedo de soffara, o diavolo ne mostra o paradiso, ma sto tempo non dura tutto un tempo. Ma sta missa fu cantata e a favola contata e fascisto puro riglionna de festino. Dico che un malo tempo non dura tutto un tempo. E brisciuiano e brisce con consiglio, lampo, fumo e ciao rigessumino, o diavolo ne mostra o paradiso, ma sto tempo non dura tutto un tempo. Ma sto tempo non dura tutto un tempo. Abbiamo ascoltato Malu Tempo, c'è una frase che ritorna: ma sa missa fu cantata e la favola contata e facesto pure triglionna di festeno, vedeco che o malo tempo un dura tutto tempo. E anche se la messa è stata cantata e la favola ci è stata raccontata e avete fatto 3 giorni di festini, vi dico che questo tempo non dura tutto il tempo. Sì, ma insomma la tua... C'è una chiave di speranza. Io ho letto questo, no? Per dire attenzione che ci avete conquistato, però ci avete ridotto come ci avete ridotto, ma non può durare sempre così. Sì, io non so se è una frase di speranza, prendo atto però che sicuramente il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi di tutti, no? Sì. Tutti i giorni questo è il risultato, questa Italia, questo territorio è esattamente il risultato di quella conquista lì o di quell'annessione, soprattutto se non si è tenuto conto della lezione che diciamo la questione meridionale poneva. Sì. C'è questo bellissimo libro appunto che metteva in risalto i problemi della questione meridionale che non sono mai stati risolti, quindi se lo Stato italiano, il neo-Stato italiano non ne ha tenuto conto allora sono diventate ferite marce che non credo, io non ho fiducia, caro Ubaldo, che si possa risolvere qualcosa, anzi la fiducia la pongo solo nei singoli uomini e non negli stati o in chi crede che il confine sia qualcosa di sacrale, no? da difendere a tutti i costi. Ecco, io ho sempre paura di chi parla di sacralità dei confini. Ecco, e in questo caso la frase vuole mettere, almeno poi non si spiegano mai le canzoni, ma adesso a sentirla così da te dico che non ho molta speranza. Mi fa piacere se invece qualcuno ce l'ha questa speranza, ma io non ho più speranza, insomma, ecco, che si possa rimettere in piedi un'idea di Italia unita. L'Italia non è mai stata unita. Un tuo collega olandese mi poneva una domanda ovviamente retorica, mi diceva: ma Salvo, secondo te l'Italia è una sola? Ecco, la domanda
C'è la risposta ovviamente no, perché siamo 3 Italie, 4 Italie, d'altronde la nostra storia ce lo dice chiaramente, insomma. Tu hai scritto e hai dichiarato l'Italia è come un pavimento sporco che non è mai stato pulito. E su questo pavimento è stato costruito uno Stato il cui risultato è quello che abbiamo sotto i nostri stanchi occhi. Dico, chiaro di così. Esatto. E quindi ormai è talmente sporco che non riusciamo più a pulirlo. Ma secondo me no. D'altronde se stiamo anche attenti un attimo alle vicende non solo che accadono nei nostri confini, tanto per usare un termine che io non utilizzo molto, ma tanto per capirci, ma se parliamo di stati, di governi, ci rendiamo conto quanto stia diventando sempre più difficile una sorta di democrazia della gente, perché è una tecnocrazia che guarda solamente all'efficienza del sistema, che esclude l'uomo, lo fa diventare il mezzo e non il fine del proprio agire. Quindi questo modo di fare, secondo te, dove ci porta? Verso il baratro. Ecco, esattamente. E c'è un bellissimo libro che io consiglio di leggere, che spiega molto bene esattamente quello che sta succedendo, con 50 anni di anticipo, come tutti i visionari, ed è un filosofo antiaccademico, si chiama Gunther Anders, quindi già antiaccademico mi è più simpatico. Si chiama Gunther Anders, qualcuno insomma lo conosce, qualche altro no, è stato anche il marito di Hannah Arendt. Bravissimo, bravissimo. Io ci ho fatto la tesi con Hannah Arendt. Esattamente, bravissimo, è stato il marito di Hannah Arendt e io consiglio di leggere L'uomo è antiquato, spiega esattamente questo processo che sta accadendo e quindi non credo che abbiamo molta speranza. La speranza io la pongo, ripeto, solamente nei compagni che hanno voglia di rimboccarsi le maniche ed essere resilienti contro qualunque forma di potere che dissocia l'uomo da qualunque azione che lo metta al centro, insomma, lo dissocia. E allora contro qualunque forma di questo potere noi abbiamo il dovere di agire, di fare delle cose. E il Teatro Coppola, il Teatro Coppola di Catania, voi mi pare trasmettiate da Niscemi, o sbaglio? No, da San Cataldo, siamo vicini, sì. Noi siamo vicini, ecco, esattamente queste antenne messe lì a difendere non si capisce cosa, che mettono, cioè fatte da persone che non vogliono uccidere direttamente, questa tecnocrazia che decide di mettere lì tutte quelle antenne. Io ci sono entrato nella base americana con alcuni amici, abbiamo delle denunce, insomma, vabbè, ma questo ce ne frega un cavolo. Quelle antenne messe lì a dispetto di qualunque uomo viva in quella zona, nella sughereta più grande d'Europa, insomma, è che il nostro presidente della regione siciliana, che di qua, una gamba di qua, fa il politico, non uso parolacce perché in radio non si usano, mi dicono, ma insomma questi politici a cosa servono? Sono dei tecnocrati che accettano anche il rischio di uccidere a dispetto di qualunque conseguenza, no, caro Ubaldo? E allora di cosa stiamo parlando? Tra l'altro il TAR l'ha dichiarato, ha smentito Crocetta, ha smentito tutto, ha dichiarato abusivo, ma loro hanno messo ugualmente in funzione, stiamo parlando del MUOS, le parabole satellitari militari americane. Del resto nel tuo disco tu parli di Unità d'Italia, l'Unità d'Italia nasce anche grazie all'apporto e all'aiuto dell'Inghilterra, nasce come filo inglese l'Italia e poi questa cosa si concretizza ancora di più dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando a mio parere e a giudizio anche di altri l'Italia diventa veramente una colonia anglo-americana e oggi subiamo questo stato di cose. Sì, fra l'altro mi fai venire in mente un bellissimo libro sul Risorgimento di
Renato Villari, storico, diciamo, che ha la stima un po' di tutti, tu mi fai venire in mente quell'episodio nel quale Gladstone, il ministro Gladstone, siccome il re Borbone gli aveva tolto la concessione dello zolfo, e tu mi insegni che lo zolfo era come il petrolio il attuale. nostro oro nero, sì. Esattamente. Era l'oro giallo, scusami, l'oro giallo. Va bene, è quella cosa lì. Sì. E serviva, diciamo, chi aveva le concessioni di zolfo in Sicilia era una delle potenze più importanti, diventava potenza in virtù anche dello zolfo, perché si facevano le armi, c'erano le luminarie nelle grandi città, insomma si deteneva un potere, la leva finanziaria. Era quello che oggi, hai detto bene tu, è il petrolio. Esattamente, allora il re Borbone, che era un mezzo deficiente, diciamo così, quello che si costruiva, un mezzo cretino, quello che si è costruito, la ferrovia nel tratto Napoli-Portici perché voleva andare con la ferrovia. Ci sono, diciamo, delle cose contrastanti nel governo borbonico, sempre un re era, ecco. Sì. Aveva tolto le concessioni al governo inglese nel 1850. Questa cosa ovviamente gli inglesi non potevano accettarla, e infatti mandarono le navi nel Golfo di Napoli, e il re Borbone ritirò ridiede la concessione. Ecco, gli inglesi da quel momento in poi capirono che avevano bisogno di togliere il re Borbone da quello scranno e inventarsi anche di fare uno Stato che fosse utile alla loro rivoluzione industriale. Loro guardavano esattamente il mercato italiano, no? E questo e la molla che fece scattare, diciamo, la goccia che fece traboccare il vaso fu esattamente questa rimozione della concessione da parte del re Borbone nei confronti degli inglesi. Però ecco, gli inglesi, che avevano la rivoluzione industriale che premeva alle loro porte, fra l'altro, insomma, nazione di una civiltà notevole, dissero no, noi abbiamo bisogno, le industrie dovevano vendere, le fabbriche dovevano vendere, e avevano bisogno quindi di stati dove ci fossero popoli che acquistassero prodotti e di stati stabili. Quindi la nascita dell'Italia, questa prima molla è esattamente, questa molla potente fu la finanza, no? L'industria, e che ancora oggi in chiave moderna, se noi guardiamo esattamente il nostro mondo, è esattamente ancora così. Mi scuso per l'allungaggine. Sì, no, è molto interessante, infatti credo che andremo a sforare di parecchio, però va bene così perché è un'intervista interessante. Allora, passiamo a un altro pezzo contenuto all'interno del tuo adesso come si chiamano? Io sono un po' indietro, album, disco, CD, quale termine si preferisce? Va bene qualunque cosa. Io sono rimasto agli album. Anch'io, molto caro, il mio caro album. Sì, hai ragione a porre questo dubbio, come si chiamano adesso, non lo sappiamo nessuno. Allora, A Buttana, che di facile traduzione, A Buttana, di cosa parla? A Buttana è una storia verosimile, la raccontava sempre mia nonna, sai, quando c'era un Fucuneddu, ti ricordi? A Conca, Cugabune, ecco, adesso parlo nella nostra lingua. Ecco, questa donna era la donna di un valoroso soldato borbonico che veniva soprannominato Peppi Ubrada perché aveva un occhio, sull'occhio destro aveva una benda, aveva perso un occhio in una delle battaglie, ed era un soldato valorosissimo. Fu ucciso alle spalle a tradimento da un soldato piemontese, e pare che il re Borbone gli mandò un vitalizio perché fu uno dei soldati che difesero la cittadella di Messina, la roccaforte della cittadella di Messina, che fu una delle ultime roccaforti a cadere assieme a Civitella del Tronto, e gli mandò un vitalizio. E la Buttana, Apalommedda, che dobbiamo anche sottolineare, Apalommedda era il simbolo nei vespri siciliani della libertà acquistata dai siciliani. Io ricordo a me, a te, a tutti i radioascoltatori, diciamo, che la prima testa ad essere tagliata fu quella di un re, e furono i siciliani a tagliare la prima testa a un re.
quindi questa cosa per me ha un valore. Ecco, Apalum Medda era il simbolo della libertà, la colomba bianca era il simbolo della libertà ai tempi dei Vespri siciliani, parliamo del 1200. 1282. Ecco, esattamente. Sì. Apalum Medda rifiutò questo vitalizio dichiarando con i fatti Sì. che lei poteva bastare a se stessa, quindi rifiutò sia ai Borboni, un no netto ai Borboni e anche ai Savoia. Va bene, allora andiamo subito all'ascolto a Buttana. Ce ne pure una Buttana, cacchiana in cielo senza nulla aiuto, sbarruata un cordo in ghippone, se la mi canta nagnone, lasciata trovo e sventura in giutto, sta miraglia puso amore, ci vanno a dire Borbone, chioscia nero come un cabone, se tu non tinci mi mascaria, senza frutti Apalum Medda, pensando a recuperata, cugne cosci Apalum Medda, per non s'amore, uberata con mattiva sorgente, tutta staccia du Savoia, scaccio umore a mano d'un minchioni, con l'occhi manco che si va da vallanche, tornenti sentì una bamparre da scheda, quattro coppe di un monta carina, io sogno da stessa pezza, ci contava tu Savoia che facci in nacchio, e più perato vado in Tampigna, e ci dissi non siamo da stessa pasta, senza frutti Apalum Medda, alla canna schietta priuri, cugne cosci Apalum Medda, ma non sarà amore, senza frutti Apalum Medda, pensando a Peppo Perata, cugne cosci Apalum Medda, ma non sarà amore, Apalum Medda, travaglia notte e giorno, sa testa aveva più cuore non aveva pace, e volo tempo come volo sciato, senza frutti Apalum Medda, pensando perata, cugne cosci Apalum Medda, per non sarà amore, la che a me Apalum Medda, ma la canna schietta è priuri, cugne cosci Apalum Medda, per non sarà amore, per non sarà amore, per non sarà amore. Siamo ritornati, abbiamo ascoltato quindi a Buttana, sempre tratto dall'album L'ultima fatica discografica di Salvo Ruolo, Canciare Patrone, Unnelle Bettà.
Si nota molto dai testi la ricercatezza della lingua, perché non è più il nostro siciliano attuale. Sappiamo che le lingue nel corso degli anni, dei decenni, cambiano radicalmente. Certo. In effetti tanti termini, io ho ascoltato in questi giorni i tuoi brani e tanti termini devo dire che non li conoscevo, faccio fatica, adesso con un po' di allenamento sì, cioè riesci a seguire bene, però all'inizio non riuscivo, nonostante sia siciliano. Guarda, non sei l'unico, Ubaldo, anche Cesare Basile, Cesare, per me è un amico, io lo chiamo Cesare Basile, questo grande artista italiano, catanese, anche lui, quando abbiamo registrato, abbiamo fatto le take divertentissime, perché poi gli spiegherò il perché, insomma anche lui aveva qualche difficoltà a capire qualche termine, perché effettivamente la ricerca, mi sono detto che se una lingua dovevo usare, dovevo cercare di essere filologico fino in fondo e per rendere onore, diciamo, fino in fondo ai personaggi, ai vinti, dimenticati di questo risorgimento in qualche anfratto del tempo. Per ritirarli fuori avrei dovuto ricollocarli non solo storicamente, ma dargli anche questo tributo, questo onore della lingua, e mi è sembrato un atto dovuto questo, ecco, adesso senza fare tanti fronzoli, ma mi sembrava giusto tornare indietro non solo nei luoghi ma anche con la lingua. Allora, io volevo far ascoltare altri due brani, uno è Mariuzza Itsu, che racconta la storia di una delle tante ragazze stuprate a Ponte Landolfo. Cos'è Ponte Landolfo e cosa rappresenta per tutti i meridionalisti? Ponte Landolfo e Casalduni sono stati teatro di uno degli eccidi, forse dell'eccidio in assoluto più grande della storia del neonato Stato italiano, compresa prima e seconda guerra mondiale. Ci sono stati quasi, qualcuno sostiene quasi 2000 morti, 1500, da 1000 a 2000 morti. Insomma, i dati sono sempre pericolosamente traballanti. Mariuzza Itsu era una ragazzina, una delle più belle di Ponte Landolfo, e fu stuprata davanti al padre, che venne tenuto sulla soglia di casa, legata ad un albero, stuprata da un plotone di soldati savoiardi, dei Savoia, che al comando di questo allora colonnello Cialdini, luogotenente del re Vittorio Emanuele II, l'ultimo soldato di questi 40, siccome Mariuzza era svenuta, fu stuprata, seviziata, siccome non poté prendersi il suo piacere, gli piantò una baionetta nel petto, squarciandogli il petto, dopodiché fu ucciso anche il padre. Ecco, questa storia è sicuramente una delle tante, forse la più conosciuta, forse anche no, però ecco, successe il 10 agosto del 1861 e ancora oggi in questi due paesetti, per ricordare questo efferato eccidio, perché molti di loro sono ancora parenti delle vittime, ricordano questo episodio. Quindi, come vedi, caro Ubaldo, ci sono cose che ancora oggi resistono nella memoria degli italiani, per cui quando poi qualcuno così superficialmente dice ma lo Stato, voi non sentite diciamo la patria, per me è un punto d'onore quasi non sentire il senso di questa patria assassina. Perché noi non riusciamo a ragionare sul senso di unità di popolo, così come hanno fatto non so, gli americani, no? La loro guerra civile ce l'hanno avuta, hanno avuto la loro epopea, come dire, ci hanno ragionato, noi no, noi siamo sempre lì ecco, quindi questa era Mariuzza Itsu, questa ragazzina di 16 anni. C'è stata una storia scritta dai vincitori, sostanzialmente ci hanno fatto il lavaggio del cervello per più di 100 anni, perché adesso solo negli ultimi forse 50, 40, 30 anni si è iniziato a parlare oggi in maniera, grazie poi all'esplosione di internet,
molte più persone riescono ad informarsi e a sapere di più sulla storia dell'Unità d'Italia. Certo. Mentre prima, cioè, quello che passava dai programmi ministeriali c'era da mettersi le mani ai capelli, non noi due perché teniamo un taglio molto, molto rasato, però. Sì, le mani diciamo comunque nelle parti alte. Sì, caro Baldo, è vero, ma soprattutto ancora nelle scuole si festeggia bovinamente, che poi bisogna anche dire questa cosa, né Carlo Cattaneo, grande uomo politico lombardo, sì, né Daniele Manin, veneziano, volevano i Savoia. Ecco, questo calare dall'alto, neanche i Savoia volevano il resto dell'Italia, i Savoia si volevano accontentare. Cavour, sì, questo uomo che oggi bisognerebbe dirlo ai ragazzi anche nelle scuole, per questo dico. Cavour era l'uomo più ricco borghese, un aristocratico, uno degli uomini più ricchi del Piemonte, grande proprietario terriero, l'omologo di quello che oggi potrebbe essere Berlusconi, diciamo così, con molto più charme però Cavour, diciamo, ecco, con molta più eleganza. Ecco, aveva uno stretto legame con il governo inglese intanto. sì. E lui non aveva idea di unificare quest'Italia, che gli fu regalata, data in dono. Lui non vide l'Unità d'Italia perché morì qualche anno prima, ma gli fu regalata dagli inglesi. Ecco, però già nell'Italia del Nord sia Daniele Manin, che non poteva vedere i Savoia, non li voleva vedere neanche dalla tazza del water quando andava dalla finestra, neanche quando andava in bagno, diciamo, a fare le sue cose, perché li odiava. Quasi avrebbe accettato di più gli austriaci, perché conosceva, diciamo, questa dinastia dei Savoia meschina, insomma, è veramente degna di nessuna nota. Carlo Cattaneo lo stesso, quindi alla fine è stato solo il 2-3% della popolazione, e anche alcuni ascari siciliani, diciamo la verità, perché i primi circoli per la liberazione dell'Italia, dell'Unità d'Italia, nacquero esattamente con Cairoli a Messina, con alcuni uomini, diciamo, che poi divennero figure primarie nel neoparlamento italiano che si insediò a Torino. Ecco, quindi diciamo che quella Italia fu fondata con il voto e con la consapevolezza del 2% della popolazione totale. Sì, che era comunque oggi si sa che erano tutti legati, quasi tutti legati a logge massoniche, almeno questo è quello che la storia meno ufficiale ci racconta. E certamente sì, anche perché erano uomini di potere, erano uomini ricchi, erano uomini che avevano dichiarato e avevano anche convinto Garibaldi, anche lui poi è diventato un ascaro perché Gran maestro, non ebbe il coraggio di rivoltarsi contro, poi forse nell'ultimo periodo della sua vita insomma, era anche un parlamentare, insomma è stato anche parlamentare della Repubblica Italiana, del neostato italiano, perdono. Insomma anche Garibaldi quando scese giù in Sicilia, questi poveri cafoni del sud convinti che venissero a liberarli dai Borboni e che gli dessero le terre, invece anche questa richiesta fu tradita da Garibaldi stesso. Ecco, ci sono una serie di episodi, una serie di storie inventate. Quando io dico la favola fu ditta, esatto. Ecco, è esattamente questa cosa qua. Nella realtà non è successo, quindi l'eccidio di Bronte che ci fu con Nino Bixio, che fece quello che fece, Cesare stesso nel suo disco precedente, che adesso fra l'altro esce quello nuovo, che è un capolavoro assoluto, vi consiglio di andare non solo a vederlo quando passa dalle vostre città, ma di comprarlo anche perché è davvero un disco notevole. Cesare Basile, chiedo scusa, Cesare Basile. Anche Cesare nel disco precedente ne parla. Insomma, tutte queste promesse non furono mantenute e quindi i terreni rimasero in mano ai grandi proprietari terrieri. E quindi questa Italia in realtà non è mai nata sui principi con cui... su basi democratiche,
assolutamente, non è successo quello che è successo in Francia. Sì. Ancora, e questo, Garibaldo, è esattamente questo quando parlo che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni il risultato di questa Italia, che è esattamente questa cosa qua. Allora andiamo all'ascolto di Mariuzza Izzu, simbolo di tutte le ragazze stuprate nei teatri di guerra. Per Mariuzza Izzu non da pietà, non da pietà, me ghiaccia, briganti camalo, sudato du Savoia, canciare patrone non è libertà. A Ponte Landolfo è Casadoni, è Casadoni, e tasto ma c'è figli, menzon vadone, scappa, scappa, currampe carrocchi e cusica fuda su te sabbucchi, canciare passione non è libertà. Sudate governacchio e facentaglio, che denti cani e canni lupo, crea tanta me casa e chi nell'ani, cacciare passione non è libertà. Passione non è libertà, non è libertà, non è libertà, non è libertà. Allora, abbiamo ascoltato Mariuzza Izzu, tratto sempre dall'album di Salvo Ruolo, Canciari Patroni, Un è libertà. Allora, Salvo, volevi dare qualche credito su chi ha partecipato alla realizzazione del tuo disco? Certo, come no. Allora, Cesare Basile, che è sì. Insomma, abbiamo parlato prima, è il produttore del disco, e assieme a Cesare e anche a Massimo Ferrarotto abbiamo anche scritto la sesta traccia, che è Passannanti, sì. Questa storia straordinaria anche questa. E c'è Massimo Ferrarotto alle percussioni, Marcello Caudullo, che anche lui ha suonato nel disco, Carlo Natoli dei Gentleless Free, che è un altro amico che ci ha suonato, e poi questa violinista americana che si trovava a Catania in quel momento, che ha fatto la terza traccia, Repitu.
E poi la grafica del disco, che è bellissima, è stata fatta da Monica Saso. Il video di Passannanti, che non so se tu hai visto, girato, è stato fatto dal bravissimo Giovanni Tomaselli. Tutti i compagni amici del Teatro Coppola. Ecco, Teatro Coppola. Sì. Cosa succede a Catania al Teatro Coppola? Al Teatro Coppola succede semplicemente che un manipolo di fuorilegge, a cui mi onoro di appartenere, prendono questo posto bellissimo, il Teatro Coppola, ex sala prove dell'orchestra Bellini, del Teatro Bellini, e lo rimettono a posto con le loro competenze, che sono fra l'altro alte, ma qualcuno ha imparato a fare il muratore, qualche altro il pittore. Insomma, sai, in un mondo che cambiamo anche, allarghiamo le nostre competenze. Si fa una programmazione, adesso per esempio, fra l'altro ricordo che arriveranno gli after hours, ci saranno 2 sere dedicate agli after hours, insomma potete collegare al sito. C'è una programmazione notevole e stiamo dimostrando alla politica, quella fatta di sotterfugi e di sottrazione dei beni, usiamo questo termine, dei beni comuni, usiamolo, rispetto ai cittadini che vengono esclusi da qualunque decisione. Lì al Teatro Coppola, come al Teatro Valle, come a Macao a Milano, come a Venezia, come anche a Napoli, a Pisa, insomma ci sono diverse realtà ormai, si è dimostrato che la sottrazione alla politica di alcune decisioni, se avviene dal basso con l'aiuto dei cittadini, si può fare e funziona anche, con grande sacrificio ovviamente, ma può funzionare. Perfetto, allora io direi, perché stiamo sforando di parecchio, di introdurre il prossimo brano, che è l'ultimo che andremo ad ascoltare, sempre tratto dal tuo ultimo album Cangiare Patrono e Libertà, che è Passannanti. Sì. Giovanni Passannante, chi è stato? Chi era? Cercherò di essere breve, così non togliamo spazio. È stato l'attentatore del re Umberto I. Lui nacque a Salvia di Lucania e fu rinchiuso dopo l'attentato a questo re Umberto I nella torre Linguella a Portoferraio, sull'isola d'Elba, in condizioni a dir poco disumane. Aveva una catena di 18 kg al piede, costretto, lui alto 1,58 in una cella da 1,50 sotto il livello del mare. Rimase in questa cella per 10 anni, che in seguito venne nominata Torre Passannante. Poi fu trasferito in un manicomio criminale, poi il suo cervello fu studiato dai lombrosiani, da questo personaggio che definire uno scienziato è un torto a chi di scienza se ne intende. Io ho scoperto Cesare Lombroso leggendo dell'Orecchio Sessile, no? Lui dai tratti fisionomici riusciva a capire se eri delinquente o meno. Ho scoperto di avere l'Orecchio Sessile, quindi sono potenzialmente un criminale. Certo, assolutamente. Siamo tutti criminali. E praticamente la sorte, il destino però fece in modo che Giovanni Passannante, per tornare al nostro Giovanni Passannante, sopravvivesse al re Umberto I, che fu giustiziato, io dico giustiziato, il 29 luglio del 1900 a Monza per mano di Gaetano Bresci. Dico giustiziato perché Umberto I fu quello che diede l'ordine al generale Bava Beccaris a Milano, nella rivolta delle giornate cosiddette del pane, nella rivolta del pane, di mitragliare inermi civili, bambini, donne e anziani, che moschetti in mano non ne avevano. E ecco, Umberto I fu giustiziato da Gaetano Bresci e Passannante gli sopravvisse per altri 7 anni. Ecco, questo è stato il destino beffardo, nei confronti di questi 2 uomini. Uno molto mite, Passannanti, e l'altro, un sanguinario re, che noi definiamo, che i libri di storia definiscono re buono. Ritornando per un attimo a Cesare Lombroso, mi sembra che ci sia ancora aperto a Torino il museo dove sono custoditi
tutti i teschi dei briganti, delle persone che, per la maggior parte quasi tutti meridionali, che lui studiava come una cosa un po' macabra e non ci lascia, non lo so. So che ci sono state parecchie petizioni per farlo chiudere, però non è successo niente. Ma ti dirò che forse è anche meglio che resista lì così davanti agli occhi di chi vuol leggere la storia in maniera diversa, magari può essere un esempio di cosa non debba fare l'uomo. Ma c'è anche il Museo Criminologico a Roma, no? Dove vengono tenuti ancora, dove io sono andato, volevo vedere appunto il cranio di Passannanti per entrare di più nelle storie del disco, insomma, ecco, per cercare di fare una nemesi con le cose di cui raccontavo, perché ecco, mi sembrava anche questo doveroso farlo. E volevo solo ricordare, perché immagino che che il disco è NOSIAE, questo tengo a precisarlo, cioè è un disco in Creative Commons, e quindi per chi volesse acquistarlo lo può acquistare dal mio sito con un semplice click PayPal. Può comprarlo, però i brani sono rilasciati in Creative Commons, perché crediamo molto che la pratica della libera circolazione delle opere serva solamente a tutti quelli che ne usufruiscano, insomma, ecco, liberamente. Tu ti definisci un agitatore irregolare di cultura libertaria. Guarda, io prendo sempre in giro quelli che si definiscono, autodefiniscono, quindi ti prego, quella è stata una cosa sfuggita all'ufficio stampa, e appena li pizzico gli faccio una faccia così. Anch'io ho le etichette. Caro Ubaldo, no, io sono semplicemente un umano che cerca di fare delle cose. Sei semplicemente Salvo. Bravissimo, sì. Quindi ricordalo anche il tuo sito per chi volesse andare a scaricarsi il tuo disco. Il disco sì, allora scaricare no, però lo si può comprare. Sì, scaricare ovviamente comprandolo, sì. Anche quello, sì. Il sito è salvoruolo.it. Allora, le 3 W ovviamente www.salvoruolo.it. Poi lo si può trovare anche su Bandcamp, digitando appunto il mio nome e Bandcamp, e lì si può scaricare appunto da Bandcamp pagando, o anche semplicemente ascoltandolo per intero senza nessuna restrizione. Ci sono i testi, ci sono le spiegazioni e tutto quanto, ecco. Va bene, allora andiamoci subito ad ascoltare Passannanti e poi ci risentiamo per i saluti finali. Grazie.
Passannante e morte a tutti i re. Onore a Passannante e morte a tutti i re. Certo, e morte al re. E morte al re. Sì. Dimmi. Cosa dire? Niente, lo dice, i versi lo dicono. Chiunque insomma abbia un minimo di contezza di quello che ci succede intorno oggi, Sì. sente che subisce delle azioni da parte di un potere, no? Che sia finanziario, che sia... Ecco, qualunque subire supinamente questa cosa qua non rende l'uomo migliore. E noi abbiamo bisogno sicuramente di un uomo migliore oggi, più oggi. È ancora più pressante questa esigenza. Come si diventa migliori non lo so, non ho una ricetta. Sicuramente cercando spiritualmente di aumentare la propria dotazione spirituale, altrimenti siamo veramente, parlavamo del baratro all'inizio Sì. della nostra trasmissione, fra l'altro io non faccio mai complimenti in diretta, te li faccio in diretta perché è bello insomma dialogare anche di questi temi con persone come te. Siamo sull'orlo di un baratro, ci siamo, non c'è un futuro possibile, ci sono popolazioni, ormai il mondo intero è dominato da un'elite, siamo in una plutocrazia. Sì. E non è possibile, qualcosa bisogna fare. Fra l'altro si è complici, no? Si è complici nel momento in cui non ci si ribella Sì. a qualunque tipo di potere, e quindi bisognerebbe ritornare a tagliare le teste ai re. Lo vedi possibile? Ma guarda, Gunther Anders nell'ultimo periodo della sua vita, no, per nominare o essere affezionati ad un'idea, perché sarebbe, come dire, sempre molto riduttivo, però in realtà bisognerebbe provare a fare qualcosa che non sia, bisogna agire. Sì. Bisogna agire ed secondo me è possibile, sì, è possibile, perché se la violenza viene esercitata dal potere costituito la permettiamo, è accettata. Gli uomini che invece paradossalmente vogliono opporsi a questa violenza vengono definiti violenti dal potere. Sì. E allora si dice bisogna essere non violenti, ma con la non violenza, dice, sempre cito Gunther Anders, io la penso un po' come lui, la non violenza si è ottenuto qualcosa. La rivoluzione francese è stata quella cosa lì perché si è spazzato via un albero resistente, reazionario, che resisteva a questo popolo che si è rivoltato e ha spazzato via quest'albero. Ecco, oggi la domanda che tu mi poni, è possibile oggi far questo? Io credo che non sia più possibile se non ci si ritrova nuovamente insieme a ragionare, nei luoghi che non siano internet, che non sia questo modo di... finto e soprattutto inutile di reagire dal proprio salotto di casa, chiuso nel proprio salottino, a dire faccio questo, faccio quello. Bisogna sicuramente di nuovo risporcarsi le mani e fare qualcosa a partire dalle scuole. Bisogna immaginare anche un'alfabetizzazione nuova in molti campi, in molti settori. Sì. È un processo più lungo, però è l'unico modo non violento per ribaltare la situazione, ammesso che ce ne sia ancora possibilità. Io ti ringrazio, Ubaldo, ringrazio Radio Amore, no? Sì. Che mi ha ospitato. Niente, grazie a tutti e buon proseguimento, buona giornata a tutti. Ok, allora rinnovo l'appuntamento con punto d'incontro per sabato prossimo e vi lascio in compagnia delle trasmissioni con Radio Amore.
Radio Amore ha presentato Punto d'incontro, un programma di informazione politica, sociale, culturale. Ha condotto in studio Ubaldo Scarantino.